Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon, ho visto un grande Napoli. Uè, mamma, innamorato su. Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Prima di tutto volevo ringraziare tutti quelli che erano in chat con me ancora. Parliamo della partita. Il nostro grande Napoli che vince per 2-0 contro i campioni in carica dell'ultima UEFA Champions League che sono il Liverpool. Liverpool e Napoli che nel primo tempo se la giocano alla pari. Un'occasione a testa entrambi, quella di Mertens, praticamente del Liverpool da parte di Mané. Poi tanti tiri fuori dallo specchio della porta, molto bene le fasi difensive dalla nostra parte, il nostro Kalidou Koulibaly, dall'altra parte Van Dijk, che sappiamo, i due top player affermati delle proprie squadre. Ce l'aspettavamo che facevano una grandissima partita. Ovviamente chi critica Koulibaly non capisce niente di calcio, secondo me, non capisce niente, perché Koulibaly nelle partite che contano c'è e l'ha dimostrato questa sera. Ci saranno stati errori, un po' la mentalità è mancata, sì, però è mancata un po' la testa magari a volte. Però quando c'è la Champions League, Kalidou gioca contro il Liverpool, fa una partita da miglior difensore in Europa, l'ha dimostrato. E nel secondo tempo un grande Napoli, viene fuori il Napoli che vuole vincerla la partita e alla fine la riesce a vincere meritatamente perché ha costruito di più. Abbiamo schiacciato il Liverpool in difesa. Nonostante il Liverpool con Salah e Firmino ripartevano di contropiede e potevano farci male, Meret ci ha messo anche una pezza su un tiro di Salah, ma il Napoli comunque, diciamo, tutto sommato, con le occasioni che ci sono state, anche quell'intervento pazzesco di Adrian su Mertens, clamoroso, veramente una grandissima parata del portiere del Liverpool che va a sostituire Alisson, ma di certo non si è sentita la mancanza del portiere del Liverpool perché comunque su quello che poteva parare l'ha parato il portiere del Liverpool. Poi sul gol di Mertens non può far nulla, calcio di rigore che trasforma Mertens. Chi c'era dubbio, non so, a me mi importa poco, il calcio di rigore c'è stato, ce l'hanno dato, Mertens l'ha fatto, così come sigla il 2-0 Llorente che entra, cioè Llorente dopo l'assist che ha fatto nell'ultima partita con la Sampdoria fa anche gol nella partita più importante, più attesa dal Napoli in Champions League contro i campioni in carica del Liverpool. Guagliù, pazzesco il Napoli, guagliù, song proprio l'euforia a 1000, guagliù, sono troppo contento, guagliù. Partono poi, sempre Forza Napoli, guagliù, amma spaccato. Allan, grande prestazione su tutti i palloni, l'hanno accisa Allan, l'hanno fatto 3-4 falli, l'hanno spaccato il cosce. Per non parlare poi di Elmas quando è entrato, protezione del pallone, giro palla, vede bene il gioco, allarga bene il gioco, Elmas subito si è inserito bene, come ho detto, come Llorente, Lozano, sì bene il primo tempo, benino, però mi è piaciuto Mertens come sempre, Mertens è in forma, ci ha fatto impazzire, ci ha fatto una grande partita, ha rifatto gol ancora lui. Poi che devo dire, Mario Rui il migliore in campo, Mario Rui che faceva fase difensiva e faceva fase offensiva a tutto campo, quando spingeva, crossava e faceva dei cross bellissimi, sempre positivo. Poi in fase difensiva sempre a recuperare, ha fatto un recupero quando erano 2 contro 1 Salah e Mané, è riuscito a far sbagliare l'ultimo passaggio di Mané verso Salah. Grande Mario Rui che è stato lì in posizione e ha costretto all'errore gli attaccanti del Liverpool, ma poi si è ripiegato più di una volta, ha ripreso palla sugli attaccanti. Lo stesso Koulibaly che stasera è stato mostruoso, lo voglio elogiare perché secondo me merita. Questa sera ha dimostrato di essere uno dei top difensori al mondo, uno dei migliori, perché veramente non lo passavano, era un muro, cioè quando cercavano di saltarlo si trovavano contro un muro, andavano a sbattere contro Koulibaly. Grandissimo come Meret che si sta ripetendo partita dopo partita e sta dimostrando di essere magari il futuro della nazionale, il nostro portiere Meret. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo me la vittoria giusta, meritatissima, come pronostico di Napoliello. Napoliello aveva detto 1x ieri nella live con il Sampdoriano, se l'andate a vedere. Questa sera, nella live che ho fatto, ho detto al 70esimo, se andate a vedere la live, il Napoli la vince, il Napoli fa gol. E così è stato, c'è niente da fare. Quando mi sento
il pronostico mio si realizza, quello è. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e forza Napoles!